Mazzocchi! Mazzocchi! Deve tornare quello col Cristo su X, mannaggia! Dai, 4-3-3! Ma per quale motivo? Perché McTominay ha avuto la febbre. Andiamo a vedere. Ma al posto di McTominay non gioca Billing, ma gioca Billy. Quanto si fida di Billing? C'è da dire. Vai Politano, Maron! Sì! 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 Così! Madonna mia, che bellezza! Che belle... Calma, calma, calma! Nel giorno di Lavezzi, Careca, Lemao, che bel gol che ha fatto Politano. Vai Matteo, Di Lorenzo assist. Pavlovic e Teo ci vediamo dopo. Sembrano tutto ma è la telecamera del Napoli che parte forte. Signori, voi vi dovete iscrivere al canale, ma io non ho capito. Anzi, sapete, non me ne frega. Tanto mo arriviamo a 26.000 e l'importante è che ve li guardate i video col volume acceso. Che pure non vi iscrivete non fa niente. Si sono invertiti un attimo anche sai 05. Bravo, buongiorno, vai Neres. Alla Lavezzi, quello c'è Lavezzi, l'aiuto, aiuto. Buono Lukaku. No, Lukaku non ti sposta. Di Lore, recupera. No, Tigiani, bravo Rachmani. Il Pocio Neres. Già me li sento tutti i giornalisti. Visto col 4-3 Politano, sì. Va bene. Giusto. C'è più ritmo, bravi. Occhio. Abram. Bravo Neres, vai Olivera. Questo può essere un buon cross. E perché sempre dietro? Gilmour, no. Bravo, buongiorno. Speriamo che questa non sarà una partita sozza, deve essere pulita. Botka si alza su Fofana. Anch'issa Pavlovic. Si capisce. Bravo Neres. Bella palla di Rachmani, vai Di Lorenzo. Triangolo. Bello! Luca! E poi cambiano la telecamera e non capisco niente. Era in fuorigiochissimo Lukaku. Steve Signan, chissà come lo pazzo. Madonna mia. Come siete bravi e precisi telecronache, a dire ma il calcio d'angolo non sarebbe dovuto esistere. Bravi, fatelo sempre. Fuorigioco direi. Occhio Neres. Credo di aver capito una cosa. Perché anch'essa non sta fisso su Pavlovic così. Significa orientare il pressing, nel senso lo lasci volutamente un po' più libero, così il Milan deve partire da lì. No, orientare il pressing, orientare il possesso palla avversario. Vai Gilmour! Maron! Tira forte Lukaku! Sì! Senza tirare forte Lukaku. Piano. Stai tirando piano, indirizzando. Che altruismo Gilmour, Io avrei tirato, sbagliando, avrei tirato. E questo va dedicato anche a Trevisani, La sua storia che Lukaku non segna mai ai top club e Yam. Al secondo gol al Milan. Bravo, buongiorno in quell'anticipo. Male Walker che fa quel passo in più che lo mette in gioco. E la cicca Lukaku, evviva. Guarda come stai proprio in frevo. Calcia veramente male, calcia francamente. A volte si fa di proposito. Quando tiri troppo. Grazie. I friari. Si sa che non segni se la tiri troppo bene. Magari McTominay avrebbe tirato da quella posizione perché c'ha quella che non segnava, ma Madonna mi. Anch'issa è pazzo. Bravo anch'issa. Ha toccato. Ma bravo Gilmour, bravo Politano. Madonna. Senza fallo. Bravo Di Lorenzo, anche se il fallo andava fatto. Ricordiamoci i diffidati Di Lorenzo e anch'issa, che c'è il Bologna. Bravo Lukaku, vai Neres. Rachmani attento. Bravo Politano. Guarda Neres a destra, guarda che sfizio. Bravo Lobo che pulisce sti palloni. Laurentiis, Careca, la Brancale, tutti insieme. Teo, stai calmo, Se mi volete sponsorizzare Spindrift, sono a vostra disposizione. Non bevo altro, ma potrei bere altro se... Neres, provaci. Va bene. Bravo Lukaku. Gilmour, hai esagerato. Bravo anch'issa. Ci siamo piaciuti troppo. Gilmour è secondo, calmati. Dai.
Meret. Raccomani, calma ragazzi. Olive, liberatene prima, dai. Bravo Di Lorenzo. Dai, non c'è questo giallo. Non c'è. Cambio idea. C'è questo giallo. C'è tutto. Teo si scoccia proprio di giocare a calcio, Cioè, si vede che non c'ha quella fretta nemmeno di recuperare il risultato. Ma lo batto sto calcio, dai. Sozza, cosa hai visto? Fammi capire. Mamma mia, poverino, dovrà essere operato al volto. Sicuramente risulterà tipo quello di Batu, 2 facce. Una faccia distrutta dal colpo, tra l'altro radioattivo probabilmente, di Gilmour. Il resto, poverino Pavlovic, un bel ragazzo, peccato. A Baviera quando giocavo io a scuola calcio, chiametta a Baviera. Teo si scoccia, quindi non c'è la possibilità di un sinistro. Lo schema, aiuto. Bene. I like, signori, ne abbiamo parlato live, quindi i live, e ne abbiamo parlato like. Se tu hai tagliato 300 grammi a quel signore che fa la fila da te, scegliete voi, dal macellaio, dal salumiere, entra un altro e chiede 300 e gliene dai 2,50 quando te ne chiede 300, e non è una roba giusta. Dai! Occhio, trasudo Leao, piano. C'era anche Sapolita, c'era. Va bene, Di Lorenzo, va bene. Cross. Bravo Politano. Pigli. Bravo Di Lorenzo. Vedi la palla su Pavlovic, significa che possono perderla, dai. Non vi iscrivete. Bravo, buona. Com'è bello il pallone, proprio in generale, proprio il calcio, ma proprio il pallone, proprio bello. Un Eres Lukaku di prima, vai. Vai Pocio. Bravo Gilmour. Di Lorenzo, peccato. Signori, come l'Inter 2 gol nel primo tempo, poi ne hanno subito 1 e sono andati in difficoltà nel finale. Non facciamo la stessa cosa. Solette, che gol che ha fatto. Quindi è destro Solette. Gioca a sinistra, ma è destro. Come nei commenti è uno dei due, Con la K inizi. Bravo Lukaku, dai. Colivera in mezzo al campo, 52-20. Bravo David. Anghissà, dai. Sposta Pulisic al centro. Dai, Anghissà, dai, che l'arbitro lascia giocare. Leao se n'è andato. No. Fuori. Bravo Lukaku. Politano per poco. Signori, qua facciamo il terzo. Perché loro si devono sbilanciare, giustamente. Se usciamo bene. Maronnami, fuori dai Bravo, buongiorno. No, fuori. Calma. Neres se ne va, non lo prendi più. È proprio la No, Politano, era difficile tirare così. È come quando hai football, stai tutto storto e pensi di tirare lo stesso e dai la colpa al computer. No, se stai storto. Bravo Di Lorenzo. Leao non ama rientrare sul destro e tirare sul secondo palo, preferisce sempre quasi andare sul sinistro. Dai, chissà, stai perdendo un pochino troppi palloni adesso, Non me la prendo perché sei infortunato sicuramente, però dai, non ce la fate, Tresiasa. Bravo, buongiorno. Bravo Neres. Lukaku, Dai Olivera, non ti squagliare. Bravo, chissà. Pavlovic, facile Meret. Bravo Conte. E bravo Anghissà perché avrà stretto i denti. Billing, spostati. Annanza a Politano. Non mollare, Billing, non mollare. No, Billing, no. No, sei incredibile. Si vedeva da prima che effettuasse il passaggio che proprio gli è rovinato addosso. Proprio motion nella corsa, non si accorge. Certo è che Teo Hernandez gli mette lui la gamba in mezzo alle gambe. Questo è difficile, poi al VAR c'è meraviglia. Cioè noi c'è una cosa meravigliosa. Male, però Meret. E quindi togliamo tutto da mezzo. L'ha fatta la zozzaria. Si è insozzata la partita. Meret, vi ho detto! Blocca! Fare il terzo, bisogna fare il terzo. Teo si è preso un rigore che è nemmeno quadrato. Guarda Oriali quanto cacchio è bello. Tira forte Luca.
Luca, bello Oliveira che parla non lo so in quale, se in italiano o in uruguagio con Ciucue. Bello Lukaku, vai! Non si fidano di Billing, non gliela danno. D'altra parte, se tu Conte non ti fidi di lui, rischiando anche chissà, è pure la squadra non tende a non fidarsi. Bravo Di Lorenzo! Leao! Levao! Mamma mia, Neres che hai preso! No, mica era uscita. Conte era diffidato. La munizione è arrivata. Su quella palla non uscita. Oriali non è stato cazzo di calmarlo. Ocio, Oliveira, Ocio. Niente, gioca. Bravo Gilmour. Ma no, Lukaku della 76 e 54. Male Gilmour là. Lukaku teneva proprio il corridoio. Ciucue da fuori. Pavlovic da fuori. Centralissimo, proprio la cugliù. Bel ragazzo Pavlovic, eh. Ok, Lobotka, che cos'è? Crampi? Aiutatemi. Aiutatemi, qua Jesus robot. Chi va a centrocampi? Lore, che sta succedendo? Credo 5-4-1, stanno alluccando, non si capisce niente. Quindi Politano, Billing, Gilmour, Neres. Il centrocampo. 5-2-3 se vogliamo essere proprio. Bravo, buongiorno, bravo Di Lorenzo. No, Leo Hernandez, solo. Ma per forza! Signori, io lo so che ve la volete prendere con Juan Jesus, però Jovic è scappato a buongiorno. Però vabbè, signori, come l'Inter. Un po' di sofferenza finale, qualche parata di Sommer e Meret e ci portiamo i 3 punti a... Ci siamo abbassati troppissimo. Meret, bravo. Fallo incredibile. Dai, chiama, non si è concretizzato il vantaggio. Che stai facendo? Madonna mia, Oliver. Qua Jesus, bravo. Signori, che sofferenza. Era fallo su Oliver. Se tu gli tiri, come fai a non chiamare? Io veramente non ci posso credere. Vai Ngong! A morire. Sapete chi somiglia a Ngong? È Dave Chappelle. È lui, il mio comico preferito. Gong era in fuorigioco, si vedeva. Hanno inquadrato il pestone. La peste bubonica nera. Bravo Meret. Vai Simeu. Eccolo. Mazzocchi. Deve tornare quel Cristo su X, mannaggia. Conta Luca 5-4, non 6. Madonna santissima, l'avevo vista nell'angolino. Ci sta il fallo di Lorenzo, ci sta. Megnan è rimasto fuori dai tiro forte. Pigliano sta palla. Simeo. Pigliano sta palla. Megnan si è fatto scartare. Megnan. Bravo Ngong, ancora, dai. Bravo Simeone. Bravo. Bravissimo. Siamo nati per soffrire.